Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 3. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto quella che è la fase di tutorial e adesso andiamo avanti in quella che è la storia. Siamo qui nel menu principale e siamo nell'esatto punto dove ci siamo salutati nello scorso episodio. Dobbiamo andare a parlare con Dennis dopo aver fatto appunto la fase principale del gioco e adesso vediamo cosa cazzo vuole dirci. Buongiorno. Buongiorno Dennis. Dennis, ho le piante e gli animali. Ho tutto, anche tua madre. Bene, piega la natura al tuo volere. Ti insegno. Che senso piega la natura? Preparazione. Ora prova a preparare 2 siringhe con le piante. Questa è sempre una fase. Ok, kit medico, sì. Medicina. Ah, possiamo fare con due. Ah, con una pianta verde ci facciamo una medicina. Okay. Jason, con un po' di fortuna troverai piante ancora più potenti. Adesso usa le pelli degli animali che hai ucciso per portare zaino con te più piccolo. oggetti. Vedi, posso prendere fino a 32 oggetti. Più armi, denaro. E qua vabbè ci mostra l'albero di abilità. Un'abilità. Puoi scegliere di apprendere abilità in 3 diversi campi. Adesso ti insegno l'abbattimento. L'abbattimento, che cazzo è sta roba? Tieni premuto per ritardare il lancio di una granata. Ah, questa è un'abilità così. Oppure abbiamo lo squalo che ci sblocca e per eliminare un nemico da dietro senza fare rumore. Fatto. Tipo subito. Con ogni nuova Ah, che figo questo. Mentre scatti per la scivolata. Ma tipo bravo, subito. Jason. Bellissimo. Il Tatau. Una chiamata incredibile. Ehi Felipe, stiamo andando all'avamposto di Amanaki. Abbiamo una delle americane. Vieni a divertirti. Ma che cazzo? Lisa, Oh, merda! dobbiamo riprendercela. Dennis, non guardarmi Vieni. così. Seguimi. Attenzione, abbiamo rintracciato Lisa, la nostra amica. Andiamo subito. Parti. Ah, si è messo il Cos'è phone. Non si è l'avamposto dove hanno tolto. portato Vaffanculo. Lisa? Gli avamposti sono roccaforti sparse per Rook Island. Baas li usa per controllare le zone circostanti. Che bello. Andiamo a combattere. Sì. Guardate l'acqua, per una buona raga. causa. Prendiamo 2 piccioni con una fava. Siamo in guerra con Andiamo Baas. 2 fave con un Sottrarre piccione. avamposti ai pirati è vitale per riprenderci l'isola. Bambi. Se ne riconquistiamo uno, la zona diventa sicura. Questo significa spostamenti più veloci e nuove occasioni di renderti un guerriero più forte. Certo, oddio, ma l'hanno freddato. C'è sul pick-up guerrieri Rakyat, i veri Rakyat, che vivono nel cuore dell'isola. Grazie Ok, a Tatao si fideranno di te. però le Apprezzo il freno. progetto, ma io voglio solo salvare Lisa e i miei amici. E mio fratello. Questo è l'unico modo di rivederli vivi. Sei fuggito dal campo, sei sopravvissuto. È il momento di lottare. Siamo tutti uguali, Jason. La differenza è tra chi agisce e chi sta fermo. Ok, ce la posso fare. Hai Una ragione. volta ero uno straniero come te. Non sei solo, amico mio. Aspettiamo te per iniziare l'attacco. Va bene. Jason, Allora, tanto questi qui. Tatao. Ora devi combattere. Se hai rotto i coglioni, fammi fare le cose con calma. Dalla distanza o arrivare di nascosto. Arrivo di nascosto. Allora, io proverei a farmele furtivamente, raga, non si sa mai. Allora, vediamo quanti sono. In teoria con Z, scomodissimo. Ecco, abbiamo la nostra fotocamera. Perdonatemi, ma è troppo scomodo per i miei. Vabbè, basta questi tutorial. E niente. Ok, ragazzoli, ho cambiato l'impostazione. In teoria attivo la macchina fotografica così. Perfetto, col mouse. Macchina fotografica ci sarà molto. Oh, foglia. Raccogliere questa non ce l'abbiamo. Perfetto, la gardenia, nuova pianta. Che cazzo è? Questo fiore profumato viene spesso indossato dalle ragazze. Ma vaffanculo. Allora, andiamo qui. Ecco, già ne vedo uno, E in teoria facendo così c'è l'ipinga. Vedete, lì ce n'è un altro in teoria. Perfetto, e sono 2. Una volta che li pinghiamo, vedete, li vedete anche attraverso le pareti. 3, oddio, quello mi sta vedendo. 4. Che già 4 nemici. E da questo lato ce ne sono 2. E quello lì è da solo, volendo. Non è che potremo approfittarne. Io provo a fare le cose furtivamente. Vediamo se riusciamo ad attirare l'attenzione di qualcuno qua. Bene, sta venendo. Magari aspettiamo che lui si giri. Appena torna indietro ci andiamo e lo freddiamo male. Ok. Vai.
Ok. Meglio dare un'occhiata. Oh cazzo, se ne sono accorti? Madonna. Tiro una pietra lì, li distraggo totale. Hanno visto il cadavere. Mi sa che ho visto pure un cane. A parte che lo sento. Ok, dobbiamo stare molto attenti. Oh, guarda, guarda quello. Vediamo se riusciamo a pingarlo. Perfetto. Il problema è il cane. Il cane come cazzo faccio? Io sento il cane. Oddio, è qua. Non sai, mi sgama il cane, è un casino. È quello che si deve fare i cazzi suoi. Guardalo lì, si fa i cazzi miei. Speriamo che si gira, magari questo qui riusciamo a fotterlo. Ok. Ok, silenziosamente. Vai, 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 non abbiamo ancora il silenziatore, ma dovremmo riuscire a farcelo. Ma ha sparato gli altri. Lisa, sono qui! Vabbè, ha visto i racket. Fa culo. È solo il cane, dove cazzo è il cane? Un cane? A caso. Caro, fredda. Hanno fucilato quel cane. 4 persone a sparare. Bene, bene. Ma posso scuoiare il cane? Lisa, dove sei? Che c'è? Carne di cane, magari serve. Pelliccia di cane. Significa che serve a qualcosa. Ok, tocchiamo le. Oddio, ma le ho toccato le palle al buon uomo. Qua ci sono alcuni civili freddati. Abbiamo un'abilità. Ho preso la K. No, vabbè, noi. Sì, nuova arma sbloccata, ok. Però la K, raga, sembra un po' troppo eccessiva. Preferisco la pistola, è più mobile. Appena sblocchiamo magari la fiondina per armi. Abbiamo 2 armi, una K, magari ce lo prendiamo pure. C'è una pianta, guardate qua che accampamenti, raga. Qua c'erano eventualmente varie entrate, guarda qua. Li hanno uccisi tutti, gli abitanti del luogo, bastardi. Ok, qua dovrebbe esserci Lisa. Andrà tutto bene! Sono andati! Ora sei al sicuro! Non è qui. L'avamposto vicino ad Amanaki è sotto attacco. Dov'è la prigioniera? L'abbiamo persa. Cosa? È scappata verso ovest in questa cazzo di isola. Ti spiego quando arriviamo lì. Ok, è scappata, è scappata. Jason, sei degno del tuo Tatao. Degno di calcare la via del guerriero. Vabbè, troppi complimenti, dai, erano 4 persone e un cane. Abbiamo trovato un tuo amico dal colono. Il dottor Earnhardt a ovest. È un posto sicuro. Non temere. Il dottore ti sta aspettando. A ovest. Ti ha detto di che amico si tratta? Perfetto. No, non me l'ha detto, ma continueremo a cercare gli altri. Se scopro qualcosa ti chiamo via radio. Cammina a testa alta, Jason. La tribù ti ammira molto. Che sensibilità. Ok, grazie, grazie buon uomo, grazie. Ok, da qui quindi è un altro avamposto e abbiamo liberato tutta quest'isola. Io mi andrei a fare questo avamposto ora. Nel frattempo qua dovremmo poter accedere all'avamposto. E qua abbiamo dei dati che non mi ricordo, io questi non li ho mai letti. Aspetta, qua c'è il tutorial dell'Eventport, l'altro tutorial di Square. Bene, se noi andiamo su guida è esattamente qui. Vedi, memory card, in tutto il gioco ce ne sono 20. Il produttore colombiano rapito ha deciso di condividere le tecniche di preparazione del suo cartello. Vabbè, ce ne fotte un cazzo, però sono tipo dei collezionabili che possiamo trovare. Memory card, lettere perdute, sono sempre 20. E le reliquie che se non sbaglio su Far Cry sono 120, esatto. Qua se ci sblocca altri tutorial, mamma mia che 2 coglioni sti tutorial. Ma basta. Ok, fazioni, pirati di Vass, abbiamo sbloccato loro. Armi AK-47, ah perché l'abbiamo preso, ci ha sbloccato pure la K. Allora ogni avamposto che sblocchiamo su Far Cry ci sblocca tipo delle missioni secondarie. In questo caso, per esempio, abbiamo una missione di caccia e una missione di una taglia, vedi, un ricercato. Potremmo provare a fare una missione secondaria giusto per darvi un'idea, magari, se le volete vedere. Un pirata sedato al bracconaggio vicino a delle fonti termali. Segui la tradizione Rakyat e uccidilo con un pugnale. Ok, andiamo a farci questo ricercato. Ah, scusa. No, che cazzo ho fatto? Dov'è la mappa? Ah, ma è qua vicino. Ma facciamo una cosa, andiamo a piedi, sti cazzi della macchina. Siamo qui. Ok, siamo nella. Vabbè, rotti i coglioni questo tutorial. E basta, scavenger, sblocca tutte cose. Ok, vedi quello lì in giallo? Quello è il ricercato. Quello dobbiamo ucciderlo con il pugnale. Gli altri possiamo ucciderli come cazzo vogliamo. Ok, qua c'è una pianta rossa, la prendiamo. Abbiamo sbloccato la scivolata. Nuovo tutorial. Usa la macchina fotografica. 40 volte l'hai usato.
Lo da ora il tutorial. Vabbè, altra pianta sbloccata. Le attivo perché mi danno fastidio vederle così. Non devo cliccarle per forza, però. Tiriamo una pietra lì. Dovremmo attirare entrambi i nemici. Facendo così posso eliminare sia questo sia quest'altro. Ok. Però l'ho fatta in teoria. La missione completata più brutta della storia. E siamo pure ritornati qua velocemente. Era tutto calcolato, raga. Era tutto calcolato. Possiamo andare avanti allora a sto punto. In teoria sappiamo dov'è la posizione. Mamma mia, tasti scomodissimi. Sappiamo qual è la posizione della nostra amica, che è qui, dal dottor Arnold. Il problema è che arrivare lì siamo senza mappa. Quindi potremo puntare alla radio, sbloccarci la mappa e andare da lui. Ma prima di andare lì ci facciamo questo avamposto. Secondo me è la miglior cosa. Allora, dirigiamoci verso l'avamposto. Mamma mia, musica incredibile. Qua c'è una missione col teschio. Che cazzo significa? C'è una missione col teschio. Fatemi dare un'occhiata. C'è pure un porco. Lo freddiamo? Magari serve a qualcosa. La pelle di cinghiale. Cotenna di maiale. Bene. Ok, F per interagire. Cos'è? Un pirata sta uccidendo gli abitanti del villaggio tra qui e la casa del dottor Arnold. Minchia, ucciderlo con un pugnale. Facciamolo, c'è Lisa a casa del dottor Arnold. Non possiamo rischiare una roba del genere. Che raggiungi il luogo indicato. Oddio, ma c'è un posto di blocco. Porca madonna. Oh, mi stanno vedendo, raga. Questi c'hanno i mitri, c'ho armi di merda. Vediamo se riesco ad evitarli. Se tiro una granata. Oddio. Io tiro granate a caso. Ho fatto il panico. Fatti tutto, non puoi saccheggiare, sono pieno. Minchia, ma io quasi quasi prenderei, raga. Prenderei la K, Ma cos'è? È un drago, oddio. Ok, fatto. Scuoglia l'animale. Che cazzo è il drago di Comodo questo? Sì. Ok. Con calma. Ok, creo un portafoglio più grande. Lo so, non abbiamo un cazzo. Dovrei vendere un paio di oggetti, raga. Siamo pieni. Ho una granata, bene, l'abbiamo recuperata. Bene, io a sto punto la pistola la poso. Dato che abbiamo... Oddio, ma è pieno di gente qua. Quanto è lontano il luogo dove c'è il ricercato? Stiamo proprio andando fuori mappa. Ma io mi prendo una... Oddio, che cazzo è un... Oh. Ma che cazzo mi stai dicendo? Aia, porca madonna. Ma che cazzo? Stai scherzando? Ma io mi auguro che sta roba qui serve a craftarmi cose. Devo pure curarmi, madonna. Non c'è un po' di pace, c'è pieno di pirati qua che passano. Guarda come mi devo nascondere. Ok, ma io non posso rifornire... prendo le munizioni dalle loro armi. Vabbè. Molto meglio. Meno male che abbiamo preso la K. Ma che cazzo è? Quanti cazzo sono? Ok, possiamo trasportare più siringhe e abbiamo il portafoglio più grande. Possiamo trasportare più soldi. Minchia, io me la prendo sta pelle. Che cazzo è? Questa sembra sempre la musica di SpongeBob, raga. Non so se vi dà anche a voi questo lieve ricordo. Ok, mentre siamo ad Amanaki mi vendo un po' di roba. Ok, oggetti da vendere 5 per $54. Abbiamo 1054 e meno male che abbiamo potenziato il portafoglio, se no eravamo già al limite. Mettiamo il silenziatore alla pistola e il caricatore esteso. Perfetto. Faremo altri soldi, ma intanto per adesso abbiamo la pistola che ci fa comodo. Ok, dobbiamo dirigerci verso questa zona dove in teoria c'è un altro ricercato che uccide gente nei villaggi vicini tra un luogo e dove si dovrebbe trovare Lisa in questo momento, quindi non possiamo permetterci una roba del genere. Adesso che abbiamo il silenziatore possiamo fare le cose furtive anche utilizzando l'arma. Tra l'altro abbiamo ancora un punto abilità che per adesso non mi metto. Lo metterò dopo quando ne guadagniamo un altro. Foglia bianca. Oh, le gialle non le avevamo mai prese. Foglia ambrata. Oh, c'è pure un forziere. Quindi un cazzo. Non abbiamo ancora il paracadute, quindi non facciamo cazzate. Poi più avanti c'è la tutelare.
C'è il paracadute, possiamo fare più roba. Ok, ho trovato una corazza. Ho una capretta. Oh, il deltaplano. Oddio, si stanno... Ok, prendiamo ste caprette, non si sa mai. Ok, posso fare una nuova ricetta. La faretra. Oh, il kit medico, godo. Allora, noi dobbiamo andare lì. Possiamo andarci direttamente col deltaplano. Bene, non mi ricordo come cazzo si guidava. Andremo a caso. Guarda che bello, raga, guardate che paesaggi, raga. Guardate, guardate. Cioè, raga, l'isola tropicale è il top. Il problema è che non mi ricordo come cazzo sia terra. Madonna. Ok, direi atterraggio. Porca madonna. Perfetto. Ok, c'è un nemico che sta cercando roba. Penso che abbiano ucciso dei cadaveri. C'è il cane. Mamma mia. Madonna. Madonna. Dai, minchia, ti one-shottano. Non me lo ricordavo che era così difficile la difficoltà alta. Però anche qui ho completato la missione. Come cazzo le sto facendo questa missione? Uccidi ricercato e poi muoio. Ok, siamo di nuovo ad Amanaki. Che due coglioni. Va bene, dato che la missione in qualche modo l'ho fatta, io direi di andarci adesso a conquistare la radio. Così almeno sblocchiamo la zona della mappa. Ok, inizio a vedere l'antenna. Ma come cazzo si spegneva sta musica? Sta musica mi aveva rotto il cazzo in radio. Ok, siamo qui nella radio. Nell'antenna, insomma. Ok, intanto qua possiamo arrampicarci. Come vedete già questa qui è un po' più complessa della prima. Ovviamente più andiamo avanti e più la difficoltà nello scalare queste antenne aumenta. Saliamo di qui, questa dovrebbe essere l'ultima scala. Ah dai, questa qui è abbastanza semplice, anzi dai. Guardate raga che panorama. Adesso non vorrei essere monotono, ma... va. Raga, dai. Sto gioco ha i suoi anni, ma... invecchia benissimo. E su queste spiagge ci sono stati milioni di player. Eccola qua. Guarda quei luoghi di interesse. Un cannone molto antico. Questo fa pensare che quest'isola... ha delle robe, dei misteri stra antichi e secolari. Allora, adesso io direi di andare su abilità. Abbiamo 2 punti abilità. Qua possiamo farci l'abilità morte dal cielo. Possiamo saltare sopra il nemico e in teoria ucciderlo. Sarebbe anche utile però fare questa abilità che ci permette di trattenere la durata delle granate. E la mano ferma per stabilizzare il reticolo. Questo quando andiamo a usare i cecchini, cosa che per adesso non abbiamo. Questo ci aumenta la vita e non sarebbe male. Questo qui riduce il danno delle esplosioni. Per adesso aumenterei la vita. E il nostro Tau Tau si espande. Ok, adesso che abbiamo conquistato l'antenna, possiamo dirigerci verso la casa del dottore e vedere dove è Lisa. O almeno vedere se sta bene, cazzo. No, possiamo andarci in barca volendo. Che bello. Madonna. Ho fottuto la barca davanti senza un minimo di rispetto, raga. No, c'è un'altra. Madonna. L'ho presa? Cazzo, ora che cazzo faccio? No, vabbè, raga. Raga, sono morto. Che cazzo. Non so cosa fare. Banconota. Vai via, vai via. Oddio. Meno male che se n'è andato. Bastardo, li ho freddato tutti. Era sulla torretta, non riuscivo a mirarlo quel bastardo lì. Dai, lutta tutto. Catenella d'oro. E mi auguro valga un bel po'. Vedi, lottare queste piccole zone ci aiuta all'inizio a fare soldi. Secondo me una delle robe più importanti che dovremmo vedere, sapete qual è invece? Su preparazione. Fiondine per armi. Ma vaffanculo, potevo fare la... con la capra potevo farmi la fiondina per armi e io ho fatto la cazzo di faretra. Ma vai a cagare che non ho manco l'arco. Almeno sappiamo cosa ci serve adesso. Se vediamo una capra la priorità tipo
Minchia, dovremmo salire lì in cima. Prendiamo il sentiero. Ok raga, in teoria non manca molto. Dovremmo fare questa scala e in teoria siamo arrivati. Vediamo. Dovrebbe essere questa qui la casa del dottor Hernard. Guarda che bella raga, il laghetto qua, la cascata. Guarda che casa, è sistemato bene il dottore. E lui non è in casa, mi dice di andare qui. Ci abbiamo delle ricette, che cazzo fa? Oh, buon uomo. Io prediligo quelle rosse. Le viola ti tirano su in un giorno mesto. È tutto buonissimo, davvero. Lei è un drogato, dottore. Non le gialle, non prenderle, possono essere letali perché il mix non è ancora perfetto. Beh, detto questo, dottor Werner, eccomi qui, anche se a volte mi capita di essere fuori. Di testa Sì, però. Mi chiamo Jason. Dennis ha detto che mi può aiutare, che ha trovato uno dei miei amici. Uno dei tuoi amici? più tardi ne distillerò un po'. Cosa? Dici la ragazza, Daisy. Oh, era Daisy. Ah, Pensavo che Daisy. stessi parlando in codice. Dov'è? Beh, certo, in casa mia, sì, qui. Ah, così? Che cazzo è Daisy? Daisy! Daisy era la bionda, mi pare. Allora, come è sistemato bene lui? Un po' l'ordine non è dei migliori, ma d'altronde anch'io sono così, quindi lo capisco, dottore, va tutto bene. Oh, posso vendere le robe in casa sua, vendi tutto. Quanti soldi abbiamo? Posso vederlo da qui? Di nuovo 1000. Eccola qua, Daisy. C'ha tipo un livido sulla faccia, l'avranno picchiato. Sì, per forza. Quando l'ho trovata aveva un taglio sul braccio che sarebbe una cosa da poco. Però è anche passata in un campo di Antiaris toxicaria. Albero letale. Molto velenoso. Le sto somministrando un antidoto ogni ora. Minchia. Temo proprio che ne serva un'altra dose. Ho appena guardato nella scatola. È vuota. Dove ne trovo dell'altro? Portaci un paio di funghi di grotta e siamo a posto. Cerca tra le scogliere. A ovest. Grazie, dottore. Mi scusi per la fretta. Vai a cagare. La ragazza deve vivere. Per te e per me. Come per te? In che senso, dottore? Perché sto frizzando? È crashato il gioco. Ok, e questo era l'esatto punto dove siamo crashati. Perfetto, non siamo più crashati. Ok, profondo fungo, missione completata. Ah no, missione iniziata. Bene signori, io direi che anche per questo episodio possiamo salutarci qui. Abbiamo ritrovato Daisy. Per adesso è stata avvelenata passando per una foresta, insomma una zona dove c'erano degli alberi velenosi. Il dottore gli sta somministrando un antidoto, il problema è che ha finito un pochino le risorse e noi dobbiamo andarci a prendere gli ingredienti che si trovano in una grotta lungo la scogliera, una grotta sottomarina. Un po' una rottura di cazzi andarci, lo faremo nel prossimo episodio. Io per questo episodio vi saluto qui. E speriamo che anche nel prossimo episodio riusciamo a trovare una capra, così almeno ci facciamo la fiondina per armi e ci prendiamo pure quell'assalto. Con i soldi che ci siamo fatti, che abbiamo 904. Ah vabbè, non si è salvato il fatto che abbiamo venduto gli oggetti. Dovremmo poterci anche metterci, non lo so, magari un silenziatore o un mirino. Comunque ce la teniamo in casi estremi. Quando la nostra copertura salta, almeno andiamo a usare un'arma, un assalto per difenderci. Anche perché abbiamo visto che i nemici sono tosti. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Far Cry 3. Mettete un like, mi raccomando, non fate i bastardi che mi aiutate a crescere. E niente, grazie e alla prossima. Ciao belle mie.